Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovate in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Davide Volponi. Davide, dopo una laurea in giurisprudenza, ha gestito per diversi anni insieme alla sorella l'attività di famiglia dedita al commercio di legname. Oggi si dedica all'attività artistica collaborando con enti di formazione e organizzazioni. Il suo motto è: la parola scarto non esiste. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Vieni, sto scherzando. Fai il giro? Fai il giro? Faccio il giro. Devo entrare come una presentazione? No, sei già fatta. Vieni caro. C'ho anche l'allergia. Cosa? C'ho un'allergia. Ma che cosa? Soffro di allergie. No, è il polline. Primavera. E quindi stai male? Oh sì. No, dai, non è giusto. No, perché mi devo presentare, l'allergia fa parte di me, quindi me la sto Ma fatta ti ho venire. presentato io, non hai capito? Allora, grazie di essere venuto. Ciao. Ti ho già presentato. Ah, siamo già pronti. Siamo già pronti, è tutto così. Pensa che tu, le prime che ho fatto, erano tutte alla coatta. Non ti dico le cose che succedevano. Ah, pensavo dovessimo fare ciak, invece è già ciak. È già ciaccato. Alla grande. Segui quella Buongiorno. macchina. Segui quella macchina. Buongiorno. Ti stai dedicando a quella cosa che facevi su YouTube, è meraviglioso. Cos'era? Il dottor Il tenente Big Foxes. Tenente? Il tenente Big Foxes. Big Foxy. Ah, perché non ho detto una cosa in presentazione, che oltre a essere quello che ho detto, ovvero sei laureato in giurisprudenza. Che una laurea in giurisprudenza non si nega, Mai. è un bicchiere d'acqua a nessuno. Sì. Poi che hai lavorato tanti anni nell'azienda di famiglia con tua sorella che si occupava di vendita di legname, Sì. giusto? Poi che oggi ti sei dedicato all'arte, Sì, alle forme espressive. alle sì. forme espressive, collabori con enti di formazione. Piuttosto dove ti ho preso io? Allora, mi hai preso io, a proposito di questo, partiamo un po' da oggi, il qui e ora. Il qui e ora è che io sto lavorando, collaboro con una cooperativa che si chiama Pantarei. Pantarei, che gestisce degli spazi in appalto comunali come questo che Questo qua è l'assessorato? è la circoscrizione. Ah, E ok. c'è uno spazio dedicato, si chiama Spazio Artes, è uno Ok. spazio totalmente gratuito, che è una cosa molto bella del Comune di Cagliari, scritta con un bellissimo progetto, perché ogni tanto le cose pubbliche funzionano. E questo io non avevo conoscenza. Ed è gratuito, totalmente gratuito, è dedicato alle persone che hanno fragilità mentale, Ah, in un senso molto ampio. Poi fondamentalmente siamo tutti fragili mentali, tant'è che stiamo facendo un progetto, diciamo che è arte terapia Basagliano, e io faccio il coordinamento artistico e poi faccio dei laboratori di riciclo artistico, ma ci sono tante attività, c'è pittura, c'è percorsi sonori, si è fatto teatro, musica, insomma diciamo che c'è un ventaglio di possibilità in cui le persone vengono gratuitamente dopo un colloquio e possono usufruire di del questo. laboratorio. C'è tutta un'equipe, tra l'altro ne approfitto, saluto tutta la mia equipe. Ci sono educatori, educatori, psicologi, e poi ci sono atelieristi, si dice, insomma, chi fa i laboratori, atelieristi, atelier. Laboratori. Lavoro qua e poi lavoro a Mulino Becciu in via Carpaccio al MUBE, centro di quartiere, dove lo stesso faccio dei laboratori di riciclo artistico, comunque curo il verde, cerco questo tuo talento viene fuori quando stavi lavorando con legno? Allora, cosa succede? E forse è una delle cose che posso raccontare di me e posso dire che funzionano. Io ho venuto a mancare mio padre ormai quasi 30 anni fa. 30? Sì, e ho iniziato a lavorare in un'azienda che comunque è una fortuna, perché ci ha lasciato un'azienda sana che è durata fino a che doveva durare, poi i tempi non ci hanno concesso di proseguire, però era un po' una forzatura, insomma nella vita ci sono sempre, a proposito di cammini, ci sono sempre curve, dossi e imprevisti. E anche sliding doors. Sì.
A questo punto cosa succede? Inizio a lavorare e mi dedico a questa cosa, non ho avuto neanche il tempo di pensarci, non ci potevo immaginare, però diciamo che era un po' una forzatura, un po' una costrizione, quindi per sopravvivere è saltato fuori questa parte di me, questo talento. Lavoravi con tuo padre prima? No, io avevo fatto giurisprudenza, avevo vinto una borsa di studio, ero andato a lavorare e a studiare in Spagna e sarei rimasto lì. Ma te lo dico non perché, forse questo non trovo male, comunque non perché è peccato, perché poi alla fine va bene così, però effettivamente da poco facevo un laboratorio con i ragazzi di Artes, che si chiama lo spazio Artes dei fragili mentali, e stavamo proprio dicendo, abbiamo visto il film Ritorno al futuro, quindi come magari la vita ti cambia. Effettivamente sei rimasto lì, però non lo dico proprio con nostalgia, con rimpianto, però avrei fatto quello, quindi ho fatto... Ma aveva una borsa di studio per fare cosa? Erasmus, però stavo finendo gli studi di giurisprudenza e c'era diritto del minore. Tra l'altro un po', se voi ci si collegano le cose, comunque praticamente torno a casa lesso, perché comunque l'Erasmus è stata una bella esperienza che sempre si è lodato mio papà, che tra l'altro stava già male, ha deciso, ha detto vai, devi andare, è stata una cosa, un bel insegnamento un bello sforzo anche da parte sua, perché poi erano gli ultimi anni della sua vita e ha scelto e ha deciso, mi ha ordinato di andare a fare l'Erasmus. È sempre un'esperienza di cui vivo ancora di sì. E comunque dicevo, vado a lavorare, lavoro 21 anni, ho lavorato con mia sorella, però era una roba sicuramente molto impegnativa, interessante, che non era proprio nelle mie corde. Poi un sacco di persone, siccome fanno delle cose che sono proprio nelle loro corde e le continuano a fare, si portavano, e le abbiamo fatte per 21 anni, portato avanti questo progetto di famiglia, eccetera. E quindi salta fuori questa indole, questo non è che talento, questo, non lo so, attitudine, ecco, dai. Per spirito di sopravvivenza. Davvero? Quindi come a volte le occasioni di vita, magari che non sono le più piacevoli, ti portano a scoprirti e ti tirano fuori te stesso nella tua più grande, più speciale unicità. Cioè, nel senso che se la mia vita fosse stata un po' con meno curve, magari non sarei qua con te a parlare di quello che fai ora. Di quello che faccio ora. Vero. Magari, voglio dire, poteva essere lo stesso, però era un'altra vita, un'altra cosa, quindi certo non è che devi perdere un padre a 20 anni e iniziare a fare una cosa che poi è bella, ma... Quanti anni avevi quando è morto tuo 22. padre? 22? Sì. Per scoprirti, però a volte magari, ripeto, le frenate, le ghinghe, le pappine, chiamale come vuoi, ti danno anche la possibilità, sono delle opportunità per conoscerti e scoprirti. E quindi mentre tu lavoravi normalmente come commercio di legname, trovavi pezzi e cose. Iniziavo a vedere, a incuriosirmi, soprattutto che poi poi anche metaforico, è quello che poi faccio quotidianamente. Adesso la mia attività faccio sempre delle cose artistiche, ogni tanto qualche mostra, Però è iniziato con... Sì, è iniziato così, con i pezzi, con gli scarti. Infatti il mio motto è la parola scarto non esiste. Non esiste. L'ho detto. Che poi dobbiamo lavorare su questa frase il mio marchio. Quindi lavoravo con gli ultimi, questi pezzi di legno buttati, che poi erano avanzi di lavorazione, che prima erano alberi che sono stati tagliati, che sono stati essiccati, lavorati, portati da una parte all'altra del mondo, finiscono nel mio magazzino, finiscono dal falegname, qualche pezzo finisce magari nel tuo mobile di casa, qualche altro pezzo mischino, buttato per terra, che se gli va bene finisce al fuoco. E quindi cominciavo a incuriosirmi. Ho trovato, dare una chiave di lettura anche alle cose che si hanno e valorizzarle, magari anche le cose che sembrano proprio che non abbiano più senso, hanno un sacco di cose da raccontare, delle storie da raccontare, quindi usarli come mezzi per poi creare le trame creative. Ciò di cui sta parlando lui, adesso, a mia memoria, sono stati pezzi di legno che sono diventati palazzi, sì. salumi, palazzotti, sì, che sono un po' i miei... sono meravigliosi. I palazzotti, sì, che poi sono degli agglomerati, sì, sono dei pezzi di legno, è un chiave abbastanza pop, molto, molto semplice, perché
oppure dei salumi. I salumi sono tondi di Jacoviti a memoria. Jacoviti, bravo, te lo volevo dire perché quando l'ho visto ho detto questa vabbè, poi ecco, per esempio lì a furia di farli, perché lavori prima di tutto sulle forme, poi però gli dai anche un senso, oltre al discorso del riciclo, recuperare le cose, la parola scarto non esiste. Per esempio nei salumi la mia tendenza è farli, ogni tanto esporli, ogni tanto venderli, però diventano, perché diciamo il messaggio che si vuole cercare di dare un messaggio anche con questi oggetti desueti o apparentemente inutili. Nei salumi il messaggio è che si confonde sempre più in questi giorni, soprattutto bene collettivo con bene di consumo, e in un legno si finisce a tagliare a fette come se fosse un volgarissimo salame. Quindi cercare di dargli una forma, trovarli e dargli a questo contenuto, cerca anche di dare anche un po' un messaggio. Questi sono, tu quando li realizzi e quindi anche magari li metti in vendita, sì, capita. Quando li realizzi delle strutture, come dire, adesso non mi viene il termine, diorami. Il termine tecnico è diorame, cioè sì, tipo i palazzotti, i salumi, sì, faccio una mortadella. I salumi sono, vabbè, poi dei pezzettoni che vengono poi messi, assemblati, perché la visione di insieme poi è bello, proprio anche il discorso che non è un solo pezzo unico che poi va bene, però è nell'insieme che tutti questi pezzi che sono recuperati insieme diventano altro, fanno parte la bancarella che organizzi quando meraviglia. Poi c'ho questo cognome che è un po' da salumiere, no? Volponi, salumi legnami. Salumi legnami? Sì, salumi a Volponi. E poi anche quei palazzotti lo stesso, diventano insieme, proprio uniti, sono anche più belli. Capita che qualcuno me li chiede, e capita anche su commessa lo fai sì, anche. Su commessa capita che qualcuno me li chiede, ne ho fatti abbastanza. Con i salumi diciamo che si fa, poi c'ho questa bancarella che con un cliente mi aveva aiutato a creare proprio l'Azio, ha creato a lui proprio il banco salumi, faccio il salumiere, vado in giro, ho fatto un po' dei tour in Toscana, sono anche andato a New York. Davvero? Sì, ma un po' di tempo fa. Insomma, partecipo a delle manifestazioni, delle fiere, delle esposizioni, con queste e poi con altre cose, però diciamo fondamentalmente in legno, ma non solo. Lavoro proprio sulle forme, sui pezzi, ed è anche un po' terapeutico, è anche un po' un modo di... Per te? Sì, un po' è anche un rifugio. Però è anche molto nutriente, ecco. È un po' una forma di meditazione. Adesso quando trovo per esempio delle chiazze di colore le cerco di trasformare, vedo delle cose, le trasformo, insomma sono alla continua ricerca di cose che mi possono aiutare per esprimermi. Sì, infatti da poco ho visto che hai incominciato, da poco non lo so, perché ho visto la tua esposizione di oggetti trovati, immagino, cartelli stradali, mi ricordo, oppure anche pezzi di qualsiasi genere che tu hai fatto diventare, hai dato nuova vita, hai fatto diventare... Per esempio io faccio parte anche di un collettivo che si chiama Casti Art, saluto tutti gli amici di Casti Art. Ciao! E facciamo delle mostre, anche lì facciamo degli interventi, delle installazioni. Avevo fatto per esempio una mostra che era Sinfonia del Vento, ho fatto la danza di Matisse con dei pezzi di corteccia di eucalipto. Oppure abbiamo fatto per Amica, che era una manifestazione che si è tenuta a Cagliari un paio di anni fa, su 80 metri quadri a Sosico di asfalto ho fatto un biliardino, poi faccio il biliardino, modifica il biliardino, in questo caso era su asfalto, era pesci contro subacquei erano tantissimi pesci, poco perché ormai i pesci non ci sono quasi più, e anche lì, e lì per esempio per le porte ho usato le reti, no? Ho usato degli stendini che ho trovato rotti, bucati. Poi ho fatto su asfalto, quindi a dimensione umana. Quasi a uno. Poi ho fatto le stecchette col gesso, ho usato carbone, un po' di colla per fare le mute, ho usato curcuma, insomma c'è anche tutta una ricerca in queste cose qua. Ma ti devo fermare, sei di una velocità assurda. Sì, velocità X per 2 per o anche 4 per, anche 5 per. Se parli così con i messaggi nessuno ti può ascoltare. Vabbè, no, ti voglio così, mi piace, però voglio fermarti un secondo perché mi fai venire in mente una cosa.
Allora, l'essere artista, come sei tu, perché ecco, voglio dire stavo per dire un'altra cosa 10 minuti fa, ma non ce l'ho fatta. Volevo dire che oltre a questo tu hai anche un presente e un passato di Foxy ed Ernie, che non riesco mai a dire. Sì, Foxy. Lui è un DJ meraviglioso, cioè mi fa ballare tutta la vita. Abbiamo ballato anche alla tua festa di compleanno. Bravo, c'eri tu, ma io ballo con lui sempre, solo con lui. Ecco, questa è un'altra forma, è una forma di... Quando diventi DJ? Quando inizi a fare il DJ? Quando inizi a mettere in musica? Allora, la passione per la musica diciamo che l'ho sempre un po' avuta e ho avuto la fortuna, giocavo a basket, ho incontrato Ernie giocava a basket, pensavo fosse basket, invece era un po' scarso, ecco. Però ho giocato all'Esperia, poi ho giocato all'Aquila, poi ho giocato al Fiamma, ho fatto un po' però è anche quello un modo di... Allora, il tuo socio in questa attività è? Bobo Siotto. Salutiamo, ciao Bobo. Salutiamo, ma io faccio uno spoiler piccolino, io giocavo a basket con suo fratello, quindi buonanotte. Con Fulvio. C'è anche una foto. Ecco, poi non so, dei quattro, non so, adesso ne voglio dire poi con massimo rispetto per i fratelli Siotto, ma diciamo che nessuno era... Fulvio era fortino, era bravissimo, sì. presto. Comunque, detto questo, ciao Fulvio. Tu te la cavavi? Io ero scarsissimo, Okay. ero una sinistra pessima. Allora, Bassi, sono basso, puoi immaginare. No, ma poi ero mi impegnavo. mancino e basta, non usavo mancino. Però la destra me la potevano mozzare, cioè proprio, quindi appena si accorgevano che ero mancino e basta si mettevano sulla mano, esatto. ciao. Che tu mancino. Io allora facevo da piccolino ed io non sono una persona abbastanza modesta, però devo dire che al tennis me la cavavo, però ho scelto uno sport di squadra perché sì. Perché poi il tennis anni 80, edonismo reganiano, ma te lo ricordi, mamma mia, tennis club Cagliari, era pieno di gente, me la cavavo, però ho detto faccio uno sport di squadra perché l'importante è voglio imparare a stare al mondo. Non so se ho imparato, però ci provo in maniera più consapevole, ecco, forse. Stare al mondo. E quindi niente, ho iniziato a giocare a basket e ho avuto la fortuna di conoscere Bobo, con cui abbiamo questa passione per la musica e abbiamo incominciato a fare delle Quindi tutti insieme avete iniziato a provare? Sì, diciamo di sì, più o meno sì, diciamo così in sincrono, e poi era un modo un po' per incontrarsi. Abbiamo fatto, adesso per esempio la prima volta festeggiamo 25 anni 25 di sodalizio. Sì. Siamo una coppia di piatto. Di piatto? Una coppia non di fatto, ma di piatto. Sì. Vinile CD. Dimmi allora, la prima volta che hai messo musica con... Allora, non ricordo se a una festa a Dorianova oppure in un locale che si chiamava... Noi la chiamavamo Frittopoli perché c'era Frittopoli. Praticamente c'era un fritto che si chiamava, non mi ricordo, di un amico, ed era che, tipo la Tana del Luppolo diventata poi via San Gio, insomma, sì, diciamo Villanova. Sì, aveva iniziato in una maniera proprio, oppure anche soprattutto ecco, no, facevamo feste a tema, ma roba tipo prima con lo stereo, poi un mixerino. È stato proprio, e quindi sono 25 anni, infatti festeggeremo a breve, verrò invitato. Per favore, che non sia sabato. No, vabbè, già avrei tempo. E abbiamo continuato, insomma, ne abbiamo fatte tante, adesso un po' meno, perché effettivamente è anche vero che Cagliari purtroppo non è che offra tantissimo. Che senso non offre tanto? Non ci sono situazioni particolarmente stimolanti, poi ci sono molti vincoli, come tu saprai, insomma, roba di comitati di quartiere. Lo chiamano rumore, non è nemmeno... Comunque, che si potrebbe regolamentare da poco. Ernie ha scritto un bel post su Facebook, perché poi effettivamente non ci sarebbe niente di male a fare le cose nelle regole, perché poi siamo anche grandi e grossi, lo sappiamo che non è che... Cioè tipo cosa ha scritto? No, ma ritornare a mettere musica e farlo in una determinata maniera, entro determinati orari, ma a farlo, perché ormai è proprio un caso riuscire a trovare, ascoltare buona musica, quindi anche perché poi da poco abbiamo partecipato alla celebrazione del Planet Groove, noi siamo cresciuti col jazzino, teatro tenda, concertoni, diciamo che se poi ci siamo legati alla musica, che è una grande passione anche per i giovani, è bello che si possa ascoltare, che si possa condividere e scambiare un po' quelle che sono i gusti musicali, cioè andare ad ascoltare la musica è importante, fondamentale. Cioè io per esempio spesso e volentieri poi capita che mettiamo dischi in situazioni che sono più che altro conviviali. Tu metti musica quando stai lavorando?
Puoi Sì, ogni farlo? tanto sì, però a scelta tipo jukebox scelgono Scelgono gli artisti con cui lavoro io di I artisti. tuoi clienti. Sì, Vabbè, diciamo io che li chiamo clienti, no, vabbè, sono no. anche loro, diciamo, Collaboratori. i ragazzi e gli artisti, dai, anche loro sono artisti. E dicevo, anche quando sei in un posto, stai mangiando, ovviamente il volume deve essere basso, però cioè, la musica è importante e si ascolta, cioè c'è poco da fare, cioè anche inconsapevolmente. Poi ti porta, a me non so se capita anche a te, a me certi giorni metti la radio, cambia stazione, se c'è una canzone proprio che mi prende, mi cambia la giornata. Bravo, io canto in macchina, urlo. Devo trovarla per caso, Sì, non deve sì, sì, però non devi ti giuro che cercare. mi parte E proprio. ti rimane in testa tutto il Sì, giorno. sì, sì. Bello, bello. Quindi, cioè, anche questa è una forma, diciamo, la considero una forma espressiva. Però la musica è rimasta sempre un leitmotiv per te, cioè un Sì, tappeto dove Sì, non smetti mai di farla, Sì. di ascoltarla. sì. Stai ancora lavorandoci quando devi prepararti una serata? Sì, per esempio, adesso per il. O anche no, quando scopri, cioè ti Sì. metti a scoprire brani nuovi. Sì, assolutamente sì, poi magari sto comprando un po' meno perché adesso magari sono un po' più impegnato su questi altri fronti, però c'è sempre. Mi preparo, non la scaletta, mi preparo le valigette. Noi abbiamo fatto anche qualche capodanno a Cagliari in piazza, che sono le situazioni anche abbastanza belle, ma anche, non dico impegnative, in cui ti devi preparare. Io non preparo mai una scaletta, cioè non è che mi preparo un po' i generi, ecco, però poi Ok. non è che vado prima, seconda, terza, una playlist neanche mentale, vedo un po' come. Ecco, si allora fa. se non ti prepari la scaletta, mentre stai ascoltando ti viene in mente, metto Sì. questa, cazzo, questo è vero. E poi anche vedere un po' come la gente cercare sta reagendo. adesso, come dice il nostro amico Sergio Melis, leggere la pista. Grandissimo ballerino, ciao Sergio. Ciao Sergio. Leggere la pista. Sì, cioè nel senso che vai un po' pensi. Allora, mettere musica è una cosa, è una grande responsabilità. In qualsiasi posto devi essere adeguato. È come avere un megafono. Quindi anche che a noi ci capita, magari che il mio collega socio Bobo murugia, perché a volte i matrimoni sono un po' una marchetta. Cioè nel senso, se ci chiami io col megafono io vado, però ho il mio megafono e ti devo parlare a voce alta e tu mi devi ascoltare. E devo dire cosa ti devo convincere. Se non è quello che penso io, è quello che ho da dirti, non mi chiamare, il mio megafono non lo ascolta nessuno. Quindi è come se. Quindi la gente non è che si deve distrarre, però deve essere portata a mettere l'orecchio e ascoltare quello che tu stai, tra virgolette, dicendo. Ecco. E quindi questo è. E nelle situazioni che devono essere anche, i posti devono essere anche belli, cioè la tua festa oppure un locale dove la gente ha anche. Cioè tu devi essere funzionale al posto e il posto alle persone deve essere funzionale a quello che tu vuoi esprimere, perché è sempre un'espressione, forma di espressione. Quindi tutte queste tue caratteristiche artistiche vengono fuori, cioè l'artista che in te spazia alla musica, al materiale, al riciclaggio, al riciclo, allo scarto, come dicevi. Riciclaggio tu. purtroppo no. No, riciclaggio no, era di denaro. Magari. Almeno fosse. Poi sotto cognome Volponi, ma solo di nome, ma di fatto proprio poco. Bellissimo. Ma va bene così. Tipo, sì, sono ecco, anche mettere musica è una forma di espressione. È una forma artistica, ci mancherebbe. Certo. Ma poi il tuo genere, il vostro genere, io non l'ho visto tanto in giro, guarda, così ricercato. C'è molta ricerca, Sì. anche, cioè noi cominciamo a comprarci dischi, facciamo insomma, e poi andiamo anche a ascoltare gli altri. Cultura, esatto, cioè voi ascoltate, io mi ricordo le prime volte che ti ascoltavo, forse sono passati almeno 15-20 anni ormai, veniva alle feste che organizzavi, anche ritirare fuori i brani italiani, dei nostri tempi, anni 60, 70, sì. non è usuale. No, assolutamente no. Quindi, Cioè, si fa un po' di. Ecco, non è. Purtroppo ormai in tutte le cose un po' si improvvisa molto, secondo me, capito? Poi purtroppo è un momento storico in cui anche adesso tu puoi ascoltare tutto, secondo me ormai c'è qualsiasi cosa puoi ascoltare e ascolti molto meno di prima, parlo in generale, capito? Mm-hmm. Molto meno di prima, perché
non c'è neanche il soffermarsi, ascoltare, Compravi capito? un disco, stavi lì ad Io mi ricordo che dovevo andare alla casa del disco, alla Bravissimo, discoteca. con le cuffie in non dico che mi saletta. vestivo elegante, però proprio c'è. Era un momento figo. Sì. E Adesso poi invece avevo è un po'. capito di comprarli, quindi ho detto Sì. devo spendere bene questi soldi. Sì, ho le cassette, le musicassette. Poi ci facciamo, adesso sto tirando fuori le cassette e vorrei iniziare a fare un po' di cose, perché ci sono tutte le compilation, anche tutti, cioè ci si facevano delle compilation che erano bellissime, cioè io non mi sbagliavi un registravo- pezzo. Io andavo a Radio Flash, c'era Radio Flash, avevamo amicizie, c'era Francesco Abate, Gianluca Floris, poverino, Enrico Spano e tutti. E io stavo lì nella saletta, mi prendevo tutti i dischi che erano appena usciti e me li doppiavo, no? Ero un pirata, però era lì che imparavi Sì, a riconoscere, sì, a trovare però novità ti di dico, proprio per questo che noi, insomma, gli anni che sono stati, gli anni 90, inizio anni 90, con Gezzino, Francesco, importante quel periodo. Andrea Massida, tutti cioè hanno portato nomi, c'era proprio un movimento, perché comunque c'erano le estate molto divertenti di Giorgio e Massimo, però poi erano anche altri anni, altre situazioni, però c'era proprio voler ascoltare la buona musica, e non che adesso non ci sia, però si è un po' distratti, capito? Si è un po'. Ma secondo non te si adesso la apprezza. produzione è cambiata tanto da dire che oggi non c'è più quello che c'era? Molti dicono questo, no? Ai nostri tempi la musica era più bella, più figa, più No, ricercata. ci sono, secondo me, io poi adesso lavoro anche con gli adolescenti, quindi che loro per esempio mi mettono un sacco c'è un po' di tutto, ovviamente, come c'è stato un po' di tutto ai nostri tempi. Io poi faccio adesso forse sono un po' boomer, io sono cresciuto col rap, bellissimo, ma cioè i testi probabilmente nessuno sa, magari le schifezze che dicevano anche gli altri, perché tu, capito, scimmiottavi, cioè, però magari, perché dici che brutti i testi del rap italiano, sì, probabilmente sì, ma quello che ascoltavamo noi non è che fosse tutto chiarissimo, magari io mi ricordo che Salta e Peppa, fighissime, però c'è anche un Salta e abbondanza. Comunque, detto questo, no, secondo me c'è, ripeto, bisognerebbe che ci fosse un po' più di cultura all'ascolto e un po' soffermarsi cioè dare il giusto valore a quello che stai ascoltando, ecco, è tutto mordi e fuggi, capito? È tutto mordi e fuggi. E allo stesso tempo quello che ti dico io, nella mia esperienza e anche personale, è anche che vedo che i ragazzi hanno perso, è tutto sempre filtrato, cioè c'è sempre uno schermo, qualcosa che il contatto col quotidiano, con la realtà, col toccare le cose. Io faccio un po' di restauro, lavoriamo con il solito discorso filone delle pedane, che non ho inventato niente, però levigare il legno, sporcarsi le mani, c'è una cosa qui, i ragazzi ancora hanno piacere e non c'è più, perché è tutto veloce, prendi qua, tutto mordi e fuggi, tutto prima. ecco, una cosa che loro hanno, anche ci sono delle belle anche situazioni musicali, ma una canzone, ascolta questa, dopo 10 secondi, no, basta, finisci, falla finire, consumato, capito? Falla finire e ascoltala, anche se non ti piace va bene, cioè è tutto troppo rapido, e poi alla fine si corre per cosa? non lo so, per chiudere le cose. Ecco, poi magari tutta la anche fretta. tu mi insegni, nel senso che bisogna rallentare. Eh? Bisogna rallentare nella vita, nel senso che molto. ecco, quello che ho avuto io il piacere, insomma, poi sulla mia pelle, perché chiudere l'azienda non è stato certo piacevole, No. però mi ha Cosa ti ha portato. insegnato l'aver fatto l'imprenditore per 20 anni comunque? 20 anni. 21, sì. 21. Mi ha insegnato un sacco, mi ha imparato un sacco di cose, mi ha fatto conoscere il mondo del legno, che è un mondo bellissimo, con un sacco di persone molto capaci, però per me forse era una macchina, era come se mi mettessero una Ferrari in mano che va a 200 all'ora, e a me non mi interessa, capito? Quindi non era proprio il mio. Hai sofferto molto. Purtroppo sì, anche perché poi comunque era una cosa che era cresciuta con prima mio nonno, poi mio padre, quindi avevo anche un po' una responsabilità, però allo stesso tempo c'era sempre un po' il confronto con delle persone come mio padre e mio nonno, che erano veramente molto brave. Ma quindi è un'attività che deriva da tuo nonno? Sì. Questo non lo sapevo. Sì, aveva nei fine anni 60. Torniamo indietro. Romani che tornarono, erano romani che romani. sono venuti romani romanisti, io sono di educazione romanista. Educazione romanista, sotto il segno dei... Che non è neanche tifoso della Roma, è educazione romanista, che è molto bella, una roba tipo Educazione romanista. madrasa talebana, capito?
che dico ancora, mi viene come retaggio che se qualcuno è un po' antipatico, non è simpatico, è laziale, e spesso è così. Comunque, detto diciamo, questo, l'hai detto, è normale. vabbè, queste sono cose di famiglia, però sì, diciamo, loro si sono trasferiti qua e Però poi tu nasci a Cagliari? Sì, 1973. 73. Però sono di padre, mio papà era di Roma e mia mamma è di Parma, quindi sono anche un cagliaritano anomalo e cagliaritano. Però magari certe cose cioè un po' filecchinisesi, un po' no. Filecchinisesi, che meraviglia. Un po' però certe dinamiche delle famiglie cagliaritane, per fortuna, ecco, in questo caso ti dicono no. Quindi un po' mi libero, mi muovo, sono un free mover. Non ho grande. Vabbè, poi ovviamente tutti hanno un percorso familiare, le cose che poi ti porti dietro di ogni famiglia, però rispetto a delle dinamiche cagliaritane queste non mi appartengono. Cosa hai fatto? Liceo? Dettori. Classico. Sì. Classico. Com'è stato il liceo? Ho fatto prima le medie al collegio. Stai aspettando un attimo? No, ho fatto prima, dicevo, le medie al collegio delle missioni. Collegio delle missioni. Dai, cos'è? Vincenziani. Sì. Vincenziani. Dietro il Riva. Poi ho fatto il Dettori e poi ho fatto giurisprudenza, ma tutte delle cose che, cioè, non avevo le idee molto chiare, sinceramente. Ma perché uno si iscrive in giurisprudenza? Ma avrei voluto fare forse, ecco, andare a fare il DAMS, cose del genere, però è anche vero che non era semplice, non ero convintissimo, e poi era anche, non è come adesso, insomma, diciamo che effettivamente era un po' come il liceo artistico ai tempi nostri, che comunque era, adesso... No, era una scuola vera e propria. Sì, prima era un po' un rifugio, un peccatorum, esatto, con tutto il rispetto per chi l'ha fatto e chi ci ha lavorato, però non era strutturato, non era... definito come lo è adesso, che è tra l'altro una bellissima scuola, perché mi è capitato di lavorare per questi progetti, perché stiamo andando nelle scuole a parlare di fragilità mentale, di vederlo, e ci sono... Come lavorare in questo settore? Complicato? Allora, ti io trovi bene? Personalmente ho avuto una difficoltà che nasce dal fatto che da lavoratore autonomo sono diventato lavoratore dipendente, ed è un problema totalmente mio. Sei dipendente tu? Sì. Collaboro, comunque, cioè, sono un dipendente. Cioè hai fatto fatica ad accettare? Ma sai, no, più che altro ci sono anche proprio un discorso di formamenti, di velocità, di dinamiche tempi, orari? No, ma non più che altro tempi, orari, magari che fai anche, devi essere dentro, non che non lo fossi prima, però quando tu lavori e lo sai, sei libero, cioè c'hai la testa che frulla, prendi cose, quella si vede quanto frulla, magari non è necessario, ecco, mettersi un pochettino più in ascolto, anche perché poi ci sono i colleghi che prima dovevi decidere tutto tu, quindi, e invece non è così, è meglio così, ecco. Però, ecco, ripeto, una situazione proprio mia che ho dovuto sviluppare nel tempo, in cui poi mi sono adattato. È molto bello, è molto faticoso, perché comunque è una cosa in cui tutti noi, insomma, anche perché abbiamo vinto anche un premio nazionale, perché funziona come spazio Artes all'interno della cooperativa, quello spazio, perché comunque ci mettiamo veramente l'anima. Questo comporta anche di avere dei momenti anche di confronto acceso, ma il servizio funziona. Poi è uno dei grandi problemi, a grandi temi attuali, cioè c'è un sacco di richieste di persone, perché comunque siamo tutti un po' sballottati. Tutti un po' fragili. Siamo tutti un po' fragili, ci troviamo fragili, e c'è proprio molto bisogno di fare rete, di fare comunità, è quello che cerchiamo di fare. E anche con gli adolescenti è la stessa cosa, che hanno delle fragilità legate proprio intrinseche all'adolescenza. Però è molto bello, e poi per me è un po' una divagazione sul tema, perché rimango ancorato al tema legato alla creatività. Quindi tu stimoli la creatività nei ragazzi, gli insegni a vedere le cose oltre quello che sono, gli insegni a utilizzare strumenti, materiali. Poi ovviamente nei limiti di cose delle loro capacità. No, ma anche proprio per questioni di sicurezza, non è che puoi usare. Poi io non nasco neanche come falegname, io faccio cose. Faccio gente e vedo gente. No, faccio gente e vedo cose. A proposito di trovare le forme, le cose, quello sì, no. Cerchiamo fondamentalmente di fare un progetto, ci mettiamo un po' in ascolto, reciproco, in dialogo, e si creano delle cose, ecco, che possono essere artistiche. Ma se tu non avessi avuto situazioni, diciamo, imprenditoriali complicate, la tua
capacità artistica, la tua vena artistica non sarebbe mai venuta fuori? Quello che dico, probabilmente, probabilmente non così Perché tu tanto. sei creativo, oltre adesso, anche prima, in quei 20 anni eri creativo. Sì, Io mi ricordo, oltre alla musica, mi ricordo magliette particolari. No, anche, però magari poteva rimanere una cosa come ce l'hanno in tanti. Invece, poi non lo so. Sei stato costretto un po'. È un po' Cioè, ti sei trovato... Questa cosa che ti dicevo, il mio percorso di vita mi ha portato a dover, per sopravvivere, per rimanere ancorato un po' e dare un senso alle cose, a forzare parallelamente a crearmi questi angoli che poi sono diventati viali di vita. E poi alla fine hanno vinto. Cioè, come, ecco, c'è un amico, Mario, che saluto, che Ciao, dice Mario. che Mario Grogu. Ah, ho capito. È una persona che mi ha insegnato. Ho avuto la fortuna di trovare anche delle persone che mi hanno aiutato, insegnato le cose, anche perché adesso c'ho il sito, ho incontrato le persone, Paola Riviezzo, tante persone che mi hanno dato consigli e mi sono state vicino anche in alcuni progetti. Mario dice che la creatività è un cuneo, ed è vero, perché effettivamente è un cuneo che passa e ruota velocissimo, alla fine fa spazio, fa breccia, ed è vero, devi riuscire, ci devi convivere. Io vado in iperproduzione certe volte, bello. Mi devo un po' calmare, e oltretutto va incanalata questo cuneo, perché sennò è dispersivo e a volte, capito, inizia una cosa appena è talmente rapido e veloce come sto parlando io, quelle 3 persone che mi ascolteranno saranno stronate. Io ho provato a calmarlo. Scusate. No, ma invece è bello perché sei così. Questa cosa proprio mi porta a fare, però bisogna avere molta disciplina. Ecco, questo adesso cito Maria Lai, che nell'arte devi avere molta disciplina, ed è veramente difficile. Sì. Riuscire Allora, ti ho portato l'acqua, 6-7. Sì, grazie. È per te. Tra l'altro mi è passata l'allergia, grazie. Grazie, Fra. Ti è passata l'allergia. Sì, C'ho il naso sì. rosso tipo Teomondro Scrofalo, come dice una mia amica. Scrofalo? Come si chiama? Laura, no, Teomondro Scrofalo. Ciao Laura, oggi salutiamo tutti. Dobbiamo salutare una persona amica comune, per forza, perché mi fai pensare, le magliette, Simo P. Molto meglio Simo P. Molto meglio Simo P. Ciao Simo P. Molto meglio Simo P. L'ho invitata, non riesco a portarla perché è impegnatissima. Preziosa. C'ho questa cosa del naso, adesso a proposito del mondo scopre del raffreddore, che sono sempre stato raffreddato. Allergico sempre? Sì, allergia, sempre stato il raffreddore. C'ho questo fazzoletto, e il professore del Dettori, saluto tutti i miei compagni del Dettori. Ciao. Cristiana, Raffaella, oltre a Laura e tanto Carlo, eccetera. E dicevano, il mio professore diceva, ma tu c'è una miniera al posto perché ero sempre raffreddato, sempre stato malato. E vabbè. Questi saluti sembrano addio, ma Sì, porca no, miseria. Vabbè, è che mi fa piacere anche a me, questo punto molto. anche mia mamma, saluto. Ciao mamma. Ciao, mamma. Mamma? Di nome? Anna Maria. Anna Maria. Com'è Anna Maria? Com'è stata? Una brava mamma? Oh, guarda sì. che io non taglio niente, quindi stai attento a quello che dici. Sì, è stata una brava mamma, devo dire che... È una brava mamma, Sì, non è stata. devo dire, poi non so, tu, insomma, come tutti, fin tanto che c'era papà c'erano i ruoli ben distinti, la mancanza di un padre è stata... Quanti anni aveva tua mamma? Il mio papà aveva 55 anni, mia mamma 56. Cioè... Porca miseria. E per lei è stato, poi alla fine ha deciso di dedicarsi a noi. Non si è risposata? Non si è risposata, erano una bella coppia. Questa cosa adesso col tempo che passa ci penso, perché poi fondamentalmente ti avvicini all'età e poi ti avvicini, e quindi è stata, però diciamo che, ecco, per quello che posso dire mi è mancata una figura più che paterna, proprio maschile di riferimento, perché non ho avuto, nessuno è riuscito ma non ne faccio mai colpa a nessuno, però non ho avuto, anche già cambiare una lampadina, ho imparato un po' tutto da solo. E soprattutto il lavoro alla Volpoi Legnani. Infatti dico, lì c'erano attrezzature, muletti. Il muletto, ti racconto questa cosa bellissima, perché poi l'ho usato poco. No, tu niente, non sapevo nulla, ma appena l'IVA. C'era comunque tutta una rete di persone, però sai, il mondo del commercio è quello che mi ha insegnato, che ecco, forse bisogna essere sempre molto preparati, ma a volte non lo sei perché nessuno ti aspetta, ecco, insomma, questo sì. Dicevo, il muletto, chiudiamo l'azienda, una sofferenza, è successo un po' un lutto.
Alla fine chiudo l'azienda, poi chiuso tutto, il mio magazziniere del tempo, Efisio, mi disse: ciao Efisio. Ciao Efisio. E ho detto: Davide, noi andiamo, finito. Proprio è stata una cosa, perché poi eravamo un'azienda familiare, cioè, proprio mi ricordo lasciarci un po' come tipo un funerale, perché ci salutavamo con i baci, qualcuno piangeva. Comunque mi dà le chiavi del muletto, perché poi l'azienda è chiusa, però c'era tutto il materiale, quindi poi devi vendere il materiale e viene E la tu gente. non l'avevi mai usato? È questo è... No, dai. E non l'avevo mai, perché poi e quindi ho imparato a usare il muletto. Cioè, ecco un'altra cosa, che poi se ti metti le cose le impari. Lo so, sono d'accordissimo. Abbiamo avuto un'alluvione assurda, siamo andati via in Gommone. In Gommone. Nel 2008, quella famosa alluvione di Capoterra. Di Capoterra? Sì, sì. Ha colpito anche voi? Sì. E anche lì loro andarono via in Gommone, io non ero riuscito ad arrivare in azienda quel giorno, andarono via in Gommone, i miei magazzinieri dicono: In Gommone? Gommone. Erano venuti degli amici a portarci il gommone che salpava dal porticcio di Via No, Elmas. vabbè. Una roba assurda. Era molto infossata Sì. quella Comunque quella zona. è un periodo ci ho lavorato anche Sergio, sì. Poi comunque tutti, cioè carta e butta, c'è acqua, una roba. E mi dissero: Davide, e adesso? E io gli ho detto: e adesso domani mettiamo a posto. E adesso? E domani mettiamo a posto. E cosa adesso? Così. Adesso Tandisci, dai, facciamo. E sì, cioè anche non perdersi troppo d'animo, questo sì. Questa è un'altra lezione. Problem solving o no, comunque cioè poi le cose si affrontano e si cercano di superare e si superano spessissimo. Molte volte magari anche più l'idea di quello che ti può succedere, e quando ti succede poi le cose non farsi prendere troppo dall'ansia, dalla paura. Dall'ansia. E quindi sì, questo sì. E questo l'ho imparato. Sì. Tua sorella invece che non mi ha detto nulla. Mia sorella Barbara. Ciao Barbara. Ciao Barbara. Ma quella la conosco anch'io. DJ Sorri, tra l'altro, che è una DJ delle Sorri. persone che mi ha insegnato a godere e apprezzare la musica. Lei aveva una grandissima collezione di 45 giri e ogni tanto la chiamiamo a Grandi mettere di il disco. te, Barbara. Sì, Barbara è del 69. Barbara, siamo unitissimi, perché poi questo fatto dell'avventura aziendale ci ha unito tantissimo e ci consigliamo, ci sentiamo quotidianamente, nessuno la tocchi. Per me è proprio un pezzo molto importante, ci confrontiamo su un sacco di cose, a volte ci scontriamo anche, lei adesso fa. E secondo me è stato anche un bene che ci siamo divisi, perché poi comunque l'azienda alla fine comunque un po' di difficoltà c'erano, non è stato semplice, viviamo molto in Sembius. Lei vive a Cagliari sempre, lavora per una cooperativa che gestisce le case popolari quando vengono assegnate le case. Adesso sinceramente questo pezzo non si può tagliare perché me l'ha spiegato 1000 volte e non mi ricordo mai bene come funziona. Okay, comunque fondamentalmente gestisce, diciamo, anche lei nel sociale e sempre in ambito però proprio di assegnazione di quelle le case popolari eccetera, ed è stato anche un bene forse secondo me dividerci, perché poi le aziende di famiglia poi diventano un po' una gabbia, nel senso che poi si è portati per volersi così tanto bene anche a sopportarsi, a proteggersi, e non si cresce neanche anche a livello professionale più di quanto si dovrebbe O si potrebbe. poi i tempi sono stati veramente micidiali, perché poi si è arrivato Bricco, ma è arrivato al mondo convenienza, tutto quanto siamo... No, è cambiato completamente il mercato. Lì dovevi un po' avere la capacità, forse, la voglia di cambiare. Sì, poi Oppure però... di chiudere, perché è legittimo Sì. anche quello. Poi Non farsi c'è, male. io per esempio ho pensato sempre anche ai dipendenti, a volte ecco, forse se posso magari ho pensato un po' troppo agli altri piuttosto che a me. Capita. In particolare però c'era una persona che dopo che è venuto a mancare mio padre è stata fondamentale per il proseguo dell'azienda, che si chiama Silvana, che è lo stesso, è come se fosse ciao Silvana, Ciao Silvana. una sorella maggiore, ci è stata veramente molto vicina, per cui diciamo che lì il senso era anche proseguire delle cose anche per il bene di tutti, però poi quando le cose non funzionano non fa più, Non ci puoi insomma. fare nulla, esatto. E i sì. tempi sono stati proprio, c'è stato proprio un rotolare, una valanga, la crisi è stato alzato troppo veloce rispetto ai tempi perché erano delle aziende anni 80, come tante ce ne sono, quelle di famiglia, Conduzione familiare, bisogna avere proprio un po' di visione, e forse purtroppo, ripeto, non aver avuto mio papà a fianco
mi ha portato un po' a vivere, a gestire il quotidiano, non sempre a gestirlo bene, perché poi la nostra è stata una liquidazione volontaria, quando dici proprio basta, ma insomma ci mancavano un po' di strumenti per avere un po' più una visione più complessiva del tutto. Vabbè, è andata così. Però ecco, un'altra cosa, io non mi lamento non mi lamento di niente di quello che ho fatto. Cioè, se guardo indietro, adesso non è che ho 53 anni, non ho 2000, però se posso tracciare una linea va bene. Sia come ti vedi personalmente adesso il tuo futuro? Dove lo vedi? Come lo vedi e dove lo vedi? lo vedo qui, anche se per molto tempo, anche perché poi Hai viaggiato parecchio. ho fatto con i soldi, quando avevo tanti soldi, quando ho soldi faccio viaggi, ed è una cosa lo stesso nutrientissima. Quest'estate scorsa sono stato in Tagikistan, No, e come mai? al confine con l'Afghanistan, perché sono dei posti che sono Come hai Eurasia. deciso di andare lì? Ho fatto prima l'Uzbekistan, Ah, ok. Mamma Tagikistan mia. e Kirghizistan, perché poi sono posti economici, la gente è speciale e poi sono abbastanza molto asiatici, ed è il fascino di un'altra cultura, un po' russi e un po' europei. Si mangia bene, non si spende tanto e non c'è c'è tantissima gente. cultura? La cultura sono fondamentalmente musulmani, però c'è tutto proprio un crocevia di cose, e poi non c'è tanta gente, perché questa è un'altra cosa che purtroppo, o per fortuna, perché si è portati tutti a spostarsi molto di più, però ci sono dei posti che ormai sono, a proposito di Ti piace proprio viaggiare per conoscere bene il sì, luogo? ma poi anche mettermi, cioè, zaino senza avere, c'è questa Programmi, voracità, questa sempre bravo. anche qui veloce, prendi e fai. Poi ovviamente i viaggi durano quello che possono durare. Poi in questo periodo mia mamma sta bene ma non benissimo, quindi non è che posso fare grandi tour. Sì, viaggiare molto Ho bello. detto a livello lavorativo? O A livello lavorativo, lavorativo inteso no, tutto, c'è stato un periodo in cui ho avuto degli amici che si sono trasferiti a New York e mi era venuto un po' il sogno americano, Che? che Scusa? si sono trasferiti a New York e vivono lì. E tu volevi andarci? Ci hai pensato? Quando ero 20 e passa anni fa, sì, ma era un po' una fuga quella, capito? Un po' perché voleva. Adesso no, adesso sto bene qua, mi piace quello che faccio, mi piacerebbe formarmi meglio, fare insomma un po' professionalmente, andare un po' avanti in questa cosa, perché poi ci sono delle belle occasioni, seguire anche qualche progetto personale, cose che faccio comunque. E lavorare, a parte che è non molto nutriente, oltre che faticoso, però è una passione, e anche una cosa sempre un po' artistica, quindi mi consente anche lavorare di dedicarmi al lato artistico, alle mostre, in una maniera sana, perché se fai solo quello, ho provato a fare anche solo quello, diventa frustrante, Perché? perché a parte che comunque rischi di fare bohemian, perché poi non è che ci sono dei mesi che lavori bene, altri no. E poi anche perché poi se non ti entra neanche un lavoro, può arrivare la persona che tra l'altro può anche non esserti simpatica, che vuole o di viola o di fare cammelli viola, ti chiedono fammi un cammello viola e tu lo fai, lo fai anche bene, stai anche zitto. Oppure anche vivere di quello. Adesso può essere capitato che ho fatto delle mostre, magari ti invitano a mostra, perché poi comunque ci sono sempre potenzialmente delle occasioni anche di vendita eccetera, inviti delle persone, nutri molte speranze su degli eventi che magari c'è tutto molto evanescente, effimero, non puoi, capito, magari tu non vieni il giorno a quella mostra e ci rimango male, no, perché Francesco c'è da fare altro, quindi capito, andare Non ho capito cosa vuoi dire. e poi diventerebbe frustrante. Invece così ho i miei tempi, le mie cose, e faccio Fai un po' e un po'. un po' è quello 50-50. che adesso sto seguendo dei progetti, uno che è abbastanza bellino, oltre col collettivo Caster, che facciamo sempre le cose, ma nel giusto, dargli la giusta, oltre che importanza, attenzione, ecco. Senti, tu sei a contatto con i ragazzi, giusto? A prescindere che abbiano problemi o meno mentali. No, a Mulino invece gli adolescenti sono adolescenti, perfetto, adolescenti ok. croccanti, ma sono Croccanti? un po' Tu mi devi dire, mi potresti dire, potresti dire se la tua percezione della manualità in questi ragazzi è, a che livello è? Loro Rispetto a quando eravamo sono piccoli. disabituati, per esempio. Poi comunque la scuola ha anche delle cose, poi il capitolo scolare, però ci sono un sacco di progetti che sono collaterali rispetto alla didattica classica,
e loro si appassionano moltissimo. No, ma dico, ce l'hanno la manualità. Sì, alcuni sì. Chi ce l'ha proprio dovrebbe E magari non era coltivarla. consapevole di averla. Non era consapevole o disabituato proprio ad averla, perché così è un po'... sono distratti, capito? Poi c'è questo problema che è proprio una variabile che ha definito il mondo, che è questo telefonino che ho anch'io e abbiamo tutti, perché poi uno dice ma se ce l'avessimo avuto noi il telefonino saremmo peggio di loro, uguali, peggio capito? anche, sì. Quindi c'è proprio non li criminalizzo no, per questo. una non è disabitudine totale a dedicarsi. Io li metto proprio prima di tutto in osservazione, giusto. quindi osservi questa cosa, per me è cioè guardiamola, pensiamo, cioè, questa storia. e poi incominciamo a lavorarci. Loro quindi devi già fermarli, farli stare fermi e osservare una cosa e pensare, che sembra, però proprio ripeto, i tempi moderni non ti consentono di avere di fare queste operazioni in maniera così scontata. E da lì Ma poi tu riesci ci si a muove. farli allontanare per quell'ora in cui stai con... Quanto stanno con te? Ma Un'ora, 2 le ore, sessioni, 4 le sessioni, ti parlo degli adolescenti, gli altri, loro, i fragili mentali si affidano un sacco e facciamo un sacco di cose, lì c'è la responsabilità del fatto che si affidano, qualsiasi cosa tu gli proponga di fare ed è anche una responsabilità. Gli adolescenti sono dei ragnetti, cioè nel senso dei ragnetti che si muovono. Qualcuno ci sta, ma è difficile che cioè la capacità di attenzione comunque a quell'età, come per tutti, anche per noi, non è che stai un'ora e mezza a guardare un pezzo di legno e farlo, No, magari poi un po' a periodi e cose, però già questo cioè propogli delle chiavi di lettura diverse, capito? È sempre secondo me un seminare, dare fornirgli un po' di strumenti o farti dire guarda, dargli un punto di vista diverso rispetto a quello che può essere classico, e loro comunque ti sanno apprezzano comunque, anche se non sembra apprezzano. Poi è anche vero che io comincio ad avere 40 anni, perché poi cioè, siamo grandi e abbiamo 40 anni in più di loro e non sono pochi, capito? Certo. Ti vedono come... Io penso di avere ancora, invece no. No, 30. No, e quindi questa è anche la temperatura è 50 o 60, percepiti 30. Sì. Minchia, al contrario. Sì, e però invece è Come così. ti senti? Questa è una cosa che mi piace. Allora, io mi sento... Peter Pan ancora oppure no? Okay. Mi sento, e poi tra l'altro ecco, in quel lavoro che avevamo fatto su Ritorno al futuro, come gli anni che abbiamo parlato ognuno di noi, avevamo fatto questo laboratorio lì da Spazio Artes, abbiamo visto il film e poi ognuno di noi si è raccontato. Avete visto il film e poi ci siamo raccontati. Adesso poi loro faranno un personaggio del passato che vi piacerebbe essere, li faccio creare, scrivere anche. E lì si diceva che età ti sarebbe piaciuta rivivere, tutto quella... Che epoca? Che epoca della tua vita. Della tua vita. Okay. Poi il laboratorio sarà sull'epoca storica generale, vuoi se Napoleone piuttosto che un antico romano, eccetera. Anni 50. In questa cosa, finito il film, ci siamo soffermati ognuno individualmente su se stesso. E io ti dico che adesso mi piace, che uno dice volevo avere 18 anni, no, a me quando sei cresciuto sei un po' più consapevole, non mi dispiace l'età che ho, forse magari un po' più di energia in più, e quindi magari riuscire ad essere un po' più spedito e non stanco. Qual è ti sarebbe piaciuto? Forse dai 35-40 anni, non me, dai 30 ai 40 anni, ecco, quella è come tornare in quel periodo là. lì della mia vita, sì, dove okay. ci sei e sei già, cioè certe cose un po' sai come sono, ecco. Se dovessi scegliere un'epoca vabbè, gli anni 70 tutta la vita, vero? sì, gli anni 70 per questioni proprio fondamentalmente musicali musicali, così, beh, sì. certo. E... a quello. Sì, soprattutto a quello, forse sì. Bello. Forse sì. E tu? Grazie della domanda. Sto scherzando. Io anni 50. Anni 50 ti dico anche in America, perché lì ogni cosa che potevi pensare la potevi fare. E c'era sai, hai presente la vacanza del diploma? A 18 anni? Io l'ho sempre pensato che fosse il periodo più lungo della tua vacanza possibile, perché certo, dovevi che poi ancora iscriverti all'università, cioè, poi c'è 6 tutta una mesi. vita davanti. E io penso al periodo degli anni 50 proprio come un momento, a me piace l'idea di fare, no? Di mettere su un'attività, tirare fuori un'idea, perché nella mia vita comunque ho fatto tante piccole cose. E ne hai fatte. Ne ho fatto, però lì era il momento giusto
pazzesco, Sì. 50-60, che pensavi una cosa, la facevi e funzionava. Sì. Cioè aveva successo, nel senso che poteva avere possibilità. Poi anche è vero rispetto anche Dopoguerra, certo. dopoguerra, È la stessa la cosa ricostruzione. anche per noi, per me, dico che abbiamo vissuto i nostri anni della gioventù, della spensieratezza in un momento dove mediamente si stava bene. Si stava C'era, adesso è anche vero che i ragazzi vivono periodi, a parte un periodo, un'epoca attuale veramente, insomma, è inutile stare lì a raccontarcele, e in generale anche economicamente, insomma, non siamo in un momento fiorente, piacevole, quindi è vero che noi abbiamo vissuto in un periodo abbiamo avuto tanta fortuna. bellino, poi chi più chi meno, però diciamo che si respirava, si stava comunque bene, ecco, diciamo, per quanto ci fossero comunque anche situazioni, problemi e tutto, perché poi ce ne sono stati. Però È il solito modo di pensare un po' dell'anziano, cioè la persona che guarda indietro, ai miei tempi era bello, era quello. Abbiamo avuto periodi non piacevoli, perché comunque ci sono state tante epoche. Il problema è che oggi guardi indietro e dici oggi è peggio di prima, perché io lo vedo per i miei figli, io ho due ragazzi. è vero. Se tu non hai figli, giusto? No, Non ti sei mai no, sposato? che io sappia, no. Che io sappia. No, non ho figli, Maledetto. no, ho avuto... Ti manca? O te ne frega? forse un po' adesso, Un po' sì. Ma sei in tempo, no? A proposito di energia, non lo so, però Tu una sì, cosa, magari devi trovare bisogna trovare chi ne ha una voglia di compagna fare un che ne figlio ha con voglia. me, tra Con l'altro. te sarebbe pazzesco, sei curiosissimo. Lo vedo maschietto, non so Sì, perché. mi sarebbe una cosa che effettivamente, se ci penso, poi non è capitato, non è venuto perché forse era meglio così. Ecco. A proposito dell'età, della consapevolezza, queste cose forse devi farle con chi e quando Sì, soprattutto con chi. Sì. Senti, Tu invece, siamo i tuoi figli quanti anni hanno? 27 e 23. Fuori, 26, scusa, 27, sono 26. fuori. Le salutiamo. Ciao. Ciao Michela, ciao Margherita. Ciao Michele, ciao Margherita. Ciao Michi, ciao Margherita. Sono fuori, vero? No? È tornata, Michi è tornata, Margherita è fuori, torna lunedì ma per una breve pausa perché Michela ha lavorato, non posso dire niente su di loro, Sì, te lo dico dopo. Te Lo dico dopo, comunque ce li ho, punto. No, devo farti la domanda di rito perché stiamo finendo, abbiamo fatto un'ora. La stontonarura. Ti potevo fare qualche domanda in più, però è che lo vedi, mi Io piace neanche parlare. le domande da Di cose farti. cristiane a me molto. Io non pensavo che sarebbe volato, uno racconta Molto non lo bello. sapevo. A come? Allora, A come? Occhio che ci sono già 50 parole prima di te. A come? Vediamo se l'ha detto qualcuno, ma è un... Allora, questo chi mi conosce, A come? Adesso vediamo. Non fa. Già detto. Adesso sì. Allora vediamo. Ah, come allora? No, una parola. Ah. Attento, guarda. Guarda, ci sono già. Io ce li ho perché non me Perché è ne una ricordo. frase tipica mia, adesso vediamo perché è un modo di, vediamo. di rimandare sempre. Quando adesso vediamo, che poi vuol dire che le cose non si fanno. Ah, adesso capito? vediamo. Quindi, Davide, andiamo a fare questo. Adesso vediamo. capito? Quindi non si può. Procrastinare. Adesso ce l'ho. Adesso L'altro vediamo. cos'era? No, Allora. no, A come A come. ascoltare. Ascolto. Ascoltare. Te lo posso concedere perché sto concedendo un po', nel senso che ascolto ce l'ho, ma ascoltare no. Ascoltare. Dai, a come ascoltare. Ascoltare. Ma questo dell'ascolto, perché tu quando mi hai detto l'ascolto, io ho avuto un periodo, un'esperienza legata, non dico niente, però dove l'ascolto era molto importante. Questo ascolto l'hai acquisito in questa esperienza Sì. particolare? Sì, con l'età probabilmente, perché poi alla fine ognuno... Ascolto che vuol dire anche ascoltarsi, però insomma, sì, ascoltare, mettersi in osservazione, a parte che con le cose, è sempre Tu dici che osservi gli oggetti, osservarsi e osservare, perché voglio dire, se Osservare. 3 persone ti fanno notare una cosa, oppure io quando vendevo legname, su 10 persone, 6 non compravano, 4 compravano, gli altri 6, 2 sono scappati di casa e gli altri, cioè c'è un motivo, quindi incominciare a pensare perché, quindi ascoltare gli altri in questo senso, formativo per te, perché poi diventa un modo per crescere. in questo caso specifico l'ascolto. In questo caso è che anche allo stesso tempo anche tu
devi farti ascoltare e loro ti ascoltano, loro ti insegnano un sacco di cose perché loro si affidano a te ed è una grande responsabilità, ascolti loro, ascolti i loro bisogni e allo stesso tempo loro sono pronti ad ascoltarti. E a volte fa un po' paura questo, capito? Un po'. Ma non abbiamo paura, dai. No. Quindi adesso vediamo, non valeva. Adesso vediamo, però l'hai detto, quindi va bene così. E adesso vediamo in generale. Adesso vediamo, adesso devi rivederti. Devi rivederti e dimmi se va bene. Velocità. Velocità -2. Sei stato velocissimo. Disastro. Grazie Davide. Grazie mille Sergio. Salutiamo, abbiamo salutato molto e ora ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.